Un saluto cordiale a tutte e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. L'occasione di questo incontro telematico è data dalla presentazione dei progetti che questa fondazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, intende realizzare nel 2022. L'anno appena avviato è importante per noi perché è il trentennale dalla istituzione di questa fondazione. Con la legge Amato Ciampi, voi sapete, sono state separate le due anime delle vecchie casse di risparmio. L'anima bancaria ha seguito il suo corso sul mercato del credito, la parte filantropica è stata affidata appunto a questo ente di nuova istituzione, la fondazione di origine bancaria. Abbiamo già parecchie cose alle nostre spalle, ma altre vogliamo realizzarle. Il 2022 è l'inizio del triennio 22-24, che nella nostra pianificazione ha visto l'assegnazione di 165 milioni di euro. Una cifra che riteniamo significativa se si pensa che si riversa su un territorio con una popolazione che non supera il 1.200.000 abitanti. Cosa facciamo con queste erogazioni che ammontano dunque a 55 milioni all'anno? Facciamo tante cose secondo linee di azione che sono state approvate dal Ministero Vigilante, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ve le richiamo per sommi capi. Cominciamo con la salute e i corretti stili di vita, poi l'educazione e la formazione, l'inclusione sociale, la ricerca e l'innovazione, la cultura, la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Come vedete, una gamma vasta di attività che noi facciamo con un'anima di sussidiarietà, di essere utili a fare le cose che la pubblica amministrazione non riesce a fare compiutamente e che lascia naturalmente per la scarsità delle risorse insoddisfatte. Questo punto di vista è importante nell'affrontare il senso del nostro intervento, perché noi abbiamo quest'anno l'applicazione per il primo anno del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che forse si poteva chiamare meglio Piano Nazionale di Crescita, perché il problema non è tanto di tornare ai livelli pre-Covid. Il problema fondamentale è quello di liberarci da quel destino che ci perseguita da 20 anni, che i tecnici chiamano del declino relativo. Non siamo andati indietro, le grandi crisi del passato sono state riaggiustate, però rimane il fatto che marciamo più lentamente rispetto ai paesi con cui vogliamo misurarci. Quindi perdiamo continuamente terreno nella scala delle dimensioni operative, economiche e sociali del paese. Ecco, da questo destino possiamo liberarci con questo piano 21-26 che è all'insegna degli investimenti di una dimensione e di una significatività inusitate per il nostro paese, ma anche delle riforme. Quindi investimenti e riforme sono la coppiata che può consentirci effettivamente di crescere sul piano economico, sul piano culturale, sul piano sociale. La Fondazione naturalmente si pone in posizione sussidiaria, come dicevo prima, e quindi è attenta a vedere quali sono i segmenti di intervento più efficaci nelle nostre attese. Da questo punto di vista, la posizione mentale della Fondazione quest'anno più che mai è quello dell'attenzione e dell'ascolto. Vogliamo capire cosa serve di più e quindi abbiamo fatto una pianificazione a maglie larghe che ci consente di intervenire in maniera flessibile con rapidi aggiustamenti. Vogliamo quindi, ripeto, sentire quello che serve di più. Quindi attenzione e ascolto. Voglio chiudere proprio richiamando questo binomio e invitandovi a vedere sul sito. Vedrete i dettagli dei nostri investimenti progettati e soprattutto trovate le linee di comunicazione che vi consentono di partecipare alla nostra attività con critiche, suggerimenti, proposte. Vi assicuro che le guarderemo con molta attenzione. Grazie dell'ascolto e arrivederci alla prossima puntata, quando potrò raccontarvi qualcosa di realizzato per l'anno 2022.